Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parleremo di un'autentica sorpresa imprenditoriale, perché a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, opera quella che potremmo definire una piccola telecom locale. Sì. Ne parliamo con l'amministratore delegato, che è Massimiliano Gaiani, ed è l'amministratore delegato di Ebisu. Lui ne è anche il fondatore. Ebisu, tra l'altro, dà lavoro oggi ad una trentina di persone. Partiamo dalla genesi di questo nome decisamente singolare, ed è il nome di una delle 7 divinità della buona sorte venerata nell'antichità dalla popolazione di pescatori di una piccola area del Giappone. Aveva mangiato pesante quella notte? No, mi sono accorto che dare il nome ad un'azienda è una delle cose più difficili in assoluto. È come dare un po' un nome ad un figlio, Certo. Anche perché è un nome che resta, è un nome che deve essere identificabile. Siccome ne ha uno di pochi mesi, come è andata? Ne ho uno di 8 come mesi, si chiama? Matilde. Vabbè. Allora siamo... un bel nome, fra l'altro. Grazie. Abbiamo deciso di scegliere il nome Ebisu perché era appunto il nome di questa divinità del Giappone non più venerata, e la storia che sta dietro Ebisu è abbastanza simpatica, quindi il fatto di sei un pescatore, veneri Ebisu, lui ti fa pescare più pesci. È quello che vorremmo fare, in pratica pescare più pesci alle aziende. Porta bene. Allora, dicevo all'inizio una piccola telecom locale. Per noi telecom è il nome della telefonia in Italia. Ma come si fa, chiedo scusa, a fare concorrenza a un gigante? Questa è la parte nostra più difficile. Lo credo. Far capire alle aziende che esistono delle realtà, come noi ce ne sono anche delle altre, non diciamo che siamo gli unici. Ma quanti sarete in Italia, chiedo scusa, nani della telefonia, nani operativi? Operatori in Italia sono circa 500, quindi sono tantissimi. Sono tante aziende specializzate in cose molto particolari, quindi in realtà che operano nello specifico, nelle telecomunicazioni. Ad esempio nella provincia di Treviso siamo in 2, quindi non siamo tantissimi. Già vi vedevo come una moscarara, quindi. Sì, siamo... Già 2 in una provincia mi pare sorprendentissimo. Poi in realtà siamo 2 operatori, certo. Facciamo 2 cose completamente diverse, quindi collaboriamo anche tantissimo. Questa è una cosa bella nelle telecomunicazioni, che un po' tutti gli operatori collaborano l'un l'altro per cercare di dare un servizio. Tutti contro l'avversario comune? Tutti contro l'avversario comune. È un avversario o un alleato? Allora, fine, in realtà deve essere un alleato, perché si collabora e, tra virgolette, bisogna tenerselo buono, certo, da questo punto di vista. Però alla fine commercialmente è un avversario. Allora, dicevo, come si fa? Allora, dicevo fare prima, concorrenza. È la parte nostra più difficile, far capire alle aziende che c'è una realtà e ci sono delle realtà che sono più piccole, locali, che tecnologicamente sono anche più avanzate dell'operatore di telecomunicazioni nazionale. È molto difficile. Abbandonare Mamma Telecom o Mamma Vodafone o Fastweb è molto complicato. Però alla fine, quando riusciamo a far capire alle persone che riusciamo a dare dei servizi... far vedere. Far vedere. Prima ci devono affidare un po' di fiducia, e poi riusciamo a fargli capire che riusciamo a dare appunto un servizio migliore, tecnologicamente più avanzato e anche più economico, perché alla fine le telecomunicazioni si basano anche sul far risparmiare il cliente. A proposito di sorprese, prima fuori onda, parlando del vostro lavoro, io davo per scontato che voi utilizzaste le linee di Telecom. Invece diceva, no, noi abbiamo anche dei punti nostri. Utilizziamo, per quanto riguarda la parte connettività, diverse tecnologie che vanno dalle fibre ottiche alle linee ADSL standard, ponti radio. Ma tanto per fare, cioè, fibre ottiche vostre o Fastweb? Allora, fibre ottiche... Ragioniamo per grandi marchi. Esatto. Intanto bisogna fare un distinguo, perché tante volte si vede parlare in televisione di fibra a 20 euro, certo. In realtà quella non è vera e propria fibra. Si chiama VDSL, la fibra arriva fino al cabinet, al box di Telecom Italia, dal box di Telecom Italia fino all'utenza finale è un normalissimo cavo di rame. Okay. Quindi in telecomunicazione, se c'è
un solo pezzo che in rame non è in fibra non mi si è portata una fibra, mi si è portato un rame. Quindi quel pezzo in rame... Chiedo scusa, per chi non è esperto, il fatto che sia in rame piuttosto che in fibra significa una serie di servizi in meno, una velocità inferiore. È una velocità una inferiore. Qualità inferiore del servizio, ecco dai. Ci sono due tipologie di fibra, la fibra portata in casa direttamente e la fibra fino al cabinet. Sicuramente la fibra portata in casa, che ha un costo molto più elevato, in zone dove non è presente, stiamo parlando di centinaia di euro al mese, è una tecnologia molto più Era per spiegare, se no dice, cosa cambia? Sicuramente. Quello che vedete, che si vede in televisione come le pubblicità, in realtà non è vera fibra portata in casa, ma si chiama Fiber to the Cabinet. E voi FTTC. cosa fate? Noi facciamo tutto. Arrivate in casa? Facciamo sia l'FTTH per progetti per aziende più importanti, sia FTTC dove è presente, dove arriva con una distanza buona che ci permette di dare un servizio di buona qualità, sia altre tecnologie, dalle vecchie ADSL, purtroppo ci sono ancora tantissime zone in Italia dove è presente solo la DSL, purtroppo ci sono molte aziende dove non c'è nemmeno quello e quindi dobbiamo andare per forza su tecnologie come ponti radio o altre tecnologie. Due domande, anzi una, perché poi dobbiamo parlare della novità che sono i centralini in cloud. Ecco, ma è in linea quello che le chiedo. Provi a smontare le mie perplessità. Mi arriva lei e mi arriva Telecom, il Moloch. Io voglio dire, qualche sospetto sul piccolo ce l'avrei. Dico, chissà, funziona, non funziona. Se succede qualcosa che mi aiuta. Allora, per prima cosa cerchiamo di far mettere in contatto aziende nuove che hanno delle perplessità con aziende già nostri clienti. Abbiamo un parco clienti che è molto importante e sono tutti quanti disponibili a far quindi se loro capire testimoniano che funziona, che già mi ha smontato. È una piccola già mi ha cosa, smontato. è una piccola cosa. Chapeau. Poi in molti casi possiamo anche far provare il servizio. Per aziende particolari, per progetti particolari, noi partiamo col servizio senza far pagare niente al cliente, lo installiamo, mettiamo in piedi, se non funziona ci veniamo a riprendere tutto. Rischio di impresa, alla fine siamo degli imprenditori, siamo delle aziende, dobbiamo rischiare. Dobbiamo farlo perché dall'altra parte abbiamo concorrente Telecom Italia che ha una potenza di marketing e commerciale che non ci possiamo permettere da un certo punto di vista. Mi ha convinto. Grazie. Risposta pertinente. Veniamo alla novità di cui siete promotori nel nostro paese, che sono i centralini in cloud. Cioè, se io traduco in centralino senza filo? Non è proprio un centralino senza filo. Difatti, la differenza tra un centralino classico e un centralino in cloud è che il centralino classico è la classica macchina, il classico box installato all'interno dell'azienda con alcune limitazioni. Il fatto che sia installato all'interno di un'azienda me lo pone a rischi di elettricità, connessione ad internet, linee telefoniche che mi possono bloccare il servizio in ogni caso. La differenza è prendere questo centralino, col centralino in cloud, portarlo all'esterno, quindi avere un centralino sul cloud, sulla nuvola, su un data center esterno, che è sempre raggiungibile dall'esterno. Quindi io in qualsiasi momento la telefonata al mio centralino la ricevo, anche se nella mia sede è andata via la connettività, non c'è più la corrente o ho delle problematiche di qualsiasi tipo. E ricevuta la telefonata io posso smistarla anche in sedi vicine, in cellulari, applicazioni, in altre linee telefoniche senza dover fare migrazioni o quant'altro. Quindi è un sistema molto più sicuro in realtà rispetto a un sistema in casa. Con la stessa prassi di prima smonti la mia perplessità, vale a dire, ma perché nel centralino che io ho in ufficio devono capitare tutte le sfortune del mondo e al centralino in cloud che non sappiamo mai dove sia, no? Perché vediamo come la differenza tra avere migliaia di centralini distribuiti nel territorio, macchine che sono macchine elettriche, quindi si possono rompere, possono avere un problema, possono avere qualsiasi tipo di disguido che non mi permette più di telefonare. Avere un backup su un centralino in casa è troppo costoso, quindi
Vorrebbe dire Backup significa avere un altro centralino identico che se si rompe uno parte l'altro. In questo caso, se si rompe il mio centralino, devo chiamare il mio tecnico del centralino, che deve trovare il tempo per venire da me, sistemare magari un pezzo che non è disponibile, posso stare anche giorni senza avere le linee telefoniche. In cloud invece abbiamo una macchina, una serie di macchine virtuali, controllate, backuppate, con macchine remote che in caso di problematica alla prima vengono spostate sulla seconda macchina in automatico, e questo mi permette di avere una sicurezza molto più ampia rispetto ad avere un centralino in casa. Per concludere, lei è persona che dà fiducia, Grazie. però voglio dire, se il centralino mio non funziona, chiamo Mario Rossi. Se non mi funziona in cloud, devo chiamare una società che sta in Scozia piuttosto che alle Seychelles. Noi. Chiamo voi. Ecco, ok, bene, allora. Questo è Poi sono fatti vostri. Assolutamente sì. È un punto fondamentale. Difatti abbiamo basato l'azienda nostra su un ottimo servizio clienti. È il fiore all'occhiello un po' della nostra azienda. I nostri clienti chiamano e chiedono sostanzialmente della stessa persona. Come dicevamo prima, siamo un po' più un'azienda artigianale da questo punto di vista, quindi abbiamo un rapporto con i clienti molto più vicino rispetto a un call center di un grande operatore. Se voi avete un problema ad un centralino in cloud del grande operatore nazionale, dovete aprire un ticket al call center e una ragazza gentilissima, nulla da dire, deve aprire un ticket di problematiche interno che deve essere gestito. Con noi le attività di risoluzione delle problematiche sono molto più immediate, molto più veloci. Per concludere, qualche difficoltà però la trovate, perché se negli Stati Uniti ho letto il 50% dei centralini in cloud, in Italia insomma sono un po' tutti come me. In Italia siamo molto tradizionalisti da questo punto di vista, quindi il lavoro nostro è scardinare un po' queste certezze con una parte incerta che è quello che proponiamo noi, che poi alla fine diventerà una nuova certezza. Le mie non le ha scardinate, però le ha incrinate. Bene. Abbiamo iniziato. Complimenti e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie a Massimiliano Gaiani, che è l'amministratore delegato della Ebisu di Castelfranco Veneto, abbiamo scoperto un'azienda artigianale, pensate un po', nel campo delle telecomunicazioni, insomma per noi tutti è un mare magnum di una grandezza incommensurabile. Grazie. Complimenti. Grazie. A voi alla prossima, ci si vede.